Si è laureato oggi all'Università degli Studi di Torino in Scienze della Comunicazione Mattia Mollura, nostro geniale collaboratore. Mattia ha discusso una tesi dal titolo Rai, nessuno escluso, analisi della linea editoriale e ideazione di una fiction originale. A Mattia le più fervide congratulazioni di TVA e l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni. Presenta una tesi che è al contempo una tesi di tipo teorico, questo perché gli è stato richiesto, ma anche una sceneggiatura, in realtà una sceneggiatura di 2 episodi piloti di un centinaio di pagine, quindi voi dovete pensare che il candidato scrive un centinaio di pagine di sceneggiature e a queste abbina le pagine canoniche che sono richieste per le mie tesi che vanno dalle 30 alle 40. Quindi da un punto di vista di quanto ha lavorato, già questo è molto indicativo. Lo fa a partire da un'analisi di questo progetto RAI, appunto Nessuno Escluso, che lui analizza con alcuni strumenti classici, alcuni testi sulla fiction italiana, che è lo specifico su cui lui lavora, e fa bene a evidenziare nella sua discussione appunto il problema relativo al palinsesto e relativo alle specifiche estetiche che ogni broadcaster, in qualche modo fa sue come linea e ha valutato anche la tesi di laurea oggetto della discussione di oggi e ha deliberato all'unanimità di attribuirle il punteggio di 98 su 110, il massimo di punti che potevamo ottenere. Quindi, esercito i poteri conferitemi dal magnifico rettore, la dichiaro da proclama dottore in comunicazione. Faccio i miei complimenti. Grazie mille, professore. Auguri Mattia, bravo. Grazie. Mattia si sente? Sì. Mattia adesso starà brindando, diciamolo No, prima. sono ancora no, sono qui, vi ringrazio. Congratulazioni e in bocca al lupo per il suo futuro professionale. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Bene, allora a questo punto